Presentata oggi ad Agrigento l'Associazione Nazionale Donatori Nati, che ha come finalità quella di far donare il sangue per salvare le vite umane, costituita dalla Polizia di Stato Nazionale con la finalità di incentivare gli agenti della Polizia di Stato alla donazione. Presente oggi all'evento il questore Tommaso Palumbo, il presidente nazionale dell'Associazione Donatori Claudio Saltari. L'evento è stato fatto in collaborazione con l'ADAS di Agrigento dal presidente Antonio Marotta, che sta mettendo a disposizione le strutture logistiche necessarie per donare il sangue. Il significato è promuovere la cultura del donare. Donare il sangue sicuramente è una delle espressioni più alte della cultura del donare, perché donare il sangue vuol dire dare l'opportunità di salvare vite umane. E donare è qualcosa che è connaturato alla natura stessa dei poliziotti, ecco perché nonostante l'esistenza di molte associazioni che sono aperte ai cittadini, che si occupano di promuovere e di effettuare donazioni di sangue, noi della Polizia di Stato abbiamo sentito il bisogno di fare un'associazione nostra, l'Associazione Donatori Nati, con la quale contribuiamo a questo grandissimo e importante gesto che può salvare veramente tantissime vite umane, e lo fa ogni giorno, lo fa nei momenti e nelle occasioni più diverse, da interventi per incidenti stradali a anche interventi chirurgici programmati. La necessità del sangue purtroppo è una necessità endemica di ogni giorno, e noi ci siamo fatti carico, assieme anche agli altri cittadini, di poter in qualche modo contribuire ad eliminare questa emergenza. Ma intanto siamo oggi qui ad Agrigento, l'estate si avvicina e quindi i donatori nati della Polizia di Stato intendono sensibilizzare tutti i cittadini, partendo con l'esempio delle nostre colleghe e colleghi, sull'importanza della donazione del sangue, appunto soprattutto nel periodo estivo. Evidentemente il nostro target sono i giovani, per assicurare un ricambio generazionale che al momento purtroppo non c'è, e cosa che potrebbe in futuro ovviamente mettere in pericolo il funzionamento del nostro sistema sanitario nazionale. E quindi un'attività di cultura del dono insieme tra la gente. Evento legato anche alla legalità, al ricordo delle vittime della mafia. Assolutamente sì, domani abbiamo questa ricorrenza tragica, che però è diventata, come dire, anche un riscatto, no? diciamo, delle anime, dello spirito della legalità. Noi come donatori nati sosteniamo che la solidarietà è propedeutica alla legalità. Un giovane che assume la responsabilità di donare sangue periodicamente significa tenerlo automaticamente lontano da stili di vita disinvolti, abuso di alcol, abuso di sostanze stupefacenti. Allora, il significato di questa iniziativa, diciamo che l'importanza è la raccolta del sangue, cercare di sensibilizzare più gente possibile ad avvicinarsi a questa realtà, una realtà che oggi come oggi, diciamo, è importante sia per le persone sofferenti, per le persone che soffrono di gravi anemie, pensiamo ai talassemici, pensiamo dove viene utilizzato il sangue, in ospedale, che in gran parte molte persone ricorrono, diciamo, in ospedale quando c'è un malore o quando c'è un incidente, e quindi il sangue, diciamo, che è la base di tutto. Diciamo che il sangue è il simbolo della vita. Quindi questa è un'iniziativa importante, perché in pratica Donatori Nati stanno, diciamo, organizzando in tutta Italia questo evento riferito alla strage di Capaci, che sono morti 2 giudici importanti e gli agenti della scorta. Diciamo che qua oggi siamo 3 associazioni che stiamo collaborando, che è Donatori Nati, la VIMAC e l'ADAS. L'ADAS, diciamo, che stamattina sta mettendo a disposizione un'autoemoteca, il personale sanitario, ausiliario e tutto il materiale che necessita per questa iniziativa. Il sangue che viene raccolto viene portato in ospedale, lavorato e poi messo a disposizione per tutte le persone che soffrono di grave anemia. In pratica sono gli emobisognosi.